Allora, come ogni martedì, noi siamo qui a raccontarvi cosa avviene negli ospedali della nostra regione. Facciamo questo viaggio itinerante raccogliendo le proteste della gente, degli amministratori che chiedono di avere ospedali che funzionino, che diano risposte immediate ai cittadini. Basta ricordare la lunga sfilza di lamentele che in questi giorni avete letto, ma da tempo che si legge sui giornali locali oppure attraverso i telegiornali delle emittenti locali. La situazione è difficile, è molto complicata, nonostante ci siano però le proteste, col passare del tempo non è cambiato nulla. Pensavamo che col famoso decreto del governo precedente, poi tramutato in legge, dovesse, come dire, sentirsi un'aria diversa, respirare un'aria diversa, vedere che qualcosa andava cambiando. Invece non è così, anzi oggi c'è una lettera del Sindacato Medici Italiani calabresi che sottolineano come il varo di questa legge abbia ancora di più creato situazioni negli ospedali calabresi. Ma non ci perdiamo in chiacchiere, perché a Polistena c'è per noi Enzo Romeo. Do subito la linea a lui, vediamo chi sono i suoi ospiti e cosa ci raccontano dell'ospedale di Polistena, che spesso trova spazi nelle prime pagine dei giornali. Enzo. Buon pomeriggio Attilio, buon pomeriggio qui da Polistena, siamo collegati in diretta. Nel corso del telegiornale abbiamo fatto un lancio proprio per darvi l'idea di cosa sarà questo collegamento. Tanti cittadini, diciamo una nutrita rappresentanza è venuta a trovarci in postazione, siamo davvero contenti. Avremo ospiti, ci sarà Don Pino De Masi che ci ha già raggiunto, il sindaco di Polistena Tripodi, sarà rappresentato anche il movimento sindacale per raccontare quanto sta accadendo a Polistena, che sta purtroppo diventando un ospedale definito al collasso, una situazione gravissima contro la quale si sta cercando di fare qualcosa, di correre ai ripari. È una lotta difficile, una battaglia certamente complicata, ma si spera di poter ottenere dei risultati positivi. La speranza, si dice, non muore mai, e probabilmente questa rete civica, politica e anche sindacale che si è naturalmente creata può dare forza ulteriore alla speranza, quindi alla lotta che si vorrà condurre su questo territorio. Prego, direttore. Enzo, vedo questa signora che ha questa maglietta con una scritta, ma la facciamo parlare? Sì, voglio sapere che cosa... Assolutamente, infatti l'avrei fatta subito intervenire. Signora, lei ha una maglietta che è molto chiara: la salute è un nostro diritto, difendiamolo. Lei oggi è qui per rappresentare una testimonianza, la sua. Lei vuole che Polistena continui ad operare e a garantire la buona sanità come ha sempre fatto? Effettivamente sì, sono già 5 anni che ho questa maglietta, sono 5 anni che protestiamo perché i servizi essenziali, che uno dei quali è la salute, mancano. L'ospedale è al limite del collasso. L'altro giorno ho letto l'articolo dove solo la rianimazione dovrebbe avere 18 medici, ne ha 7, fra cui ci sono alcuni che dovrebbero andare in pensione. Quindi qualsiasi struttura con tale carenza è destinata a chiudere. L'utenza, per qualsiasi emergenza, chi si deve rivolgere? Se uno non ha soldi per andare al nord, è destinato a morire, a perire. Beh, mi pare molto chiaro quanto abbia detto la signora in questo momento, e indubbiamente è una denuncia che è propria di tutta la comunità, non solo polistenese ma anche di tutta la comunità del comprensorio della Piana di Gioia Tauro, dove ricordiamo alcuni ospedali come Gioia Tauro sono stati depotenziati. Senti, ora Enzo, si spera proprio che Polistena invece... Senti Enzo, scusami, tempo fa c'è stata una manifestazione a Palmi con tutti i sindaci del comprensorio, c'erano tantissimi cittadini, si sono avvicendati sul palco che è stato allestito nel corso principale di Palmi, attraverso
questi racconti, come dire, si è percepito la difficoltà che c'è, l'urgenza che c'è di intervenire, ma allora erano stati assunti degli impegni. Che cosa è successo dopo? Perché questa signora che ha parlato prima mi pare lamenti una condizione di difficoltà che l'ospedale di Polistena vive ormai da tanti anni. Certamente, evidentemente gli impegni assunti non sono stati del tutto rispettati o quasi per niente rispettati, però giro subito la domanda al sindaco di Polistena, che appunto è qui con noi, Michele Tripodi, che sta da tempo facendo una lotta seria, serrata per salvare l'ospedale del suo centro. Mi diceva il direttore da studio che tempo fa a Palmi ci fu una manifestazione con la partecipazione di tutti i sindaci, si cercò di fissare dei punti, assunti determinati impegni, poi però cosa è arrivato da quel momento di protesta, ma che doveva essere anche di costruzione di un nuovo percorso? Ma intanto quella manifestazione fu fatta per chiedere un altro presidio ospedaliero, perché da anni si discute di un nuovo presidio nella piana di Gioia Tauro. Il problema è che però questa struttura che dovrebbe sorgere ha avuto un iter molto travagliato, quindi a questo punto io non so più se crederci, perché da 12 anni che si va avanti con questa utopica strategia, per cui bisogna intervenire subito. Noi siamo chiamati a dover dare delle risposte alla popolazione che oggi chiede diritti, e purtroppo sino ad oggi con quota 100, che tra l'altro ha mandato in pensione anche personale che non era nelle previsioni, gli organici si sono svuotati completamente. Quindi abbiamo l'ospedale di Polistena che, seppure non ci sia un atto formale che declara la possibilità di chiusura o di trasferimento, di blocco di qualunque tipo di servizio, c'è invece una situazione di fatto che si sta determinando da sola, perché un reparto che non ha personale non può erogare servizi, quindi si chiude non perché ci sia un atto che stabilisca di chiuderlo, ma si chiude perché chiude da solo e non si può andare avanti così. Per cui, tra l'altro, io voglio sottolineare che questo presidio ha una carenza di circa, tra medici, infermieri e OS, di 100 unità rispetto agli organici stabiliti dalla legge. Stiamo parlando quindi di 100 persone che potrebbero essere assunte, quindi si farebbero due cose, perché si darebbe un servizio alla popolazione che al momento manca o comunque è in qualche modo anche gestito alla giornata molto spesso, e si potrebbe dare lavoro a tantissimi giovani, che tra l'altro sono dati pure molto recenti, quelli dei giovani che negli ultimi anni hanno fatto le valigie, circa 2 milioni nel mezzogiorno, quindi veramente siamo su numeri impresentabili. Noi potremmo dare una risposta occupazionale e una risposta al bisogno di sanità che c'è, perché questo ospedale potrebbe funzionare se viene messo nelle condizioni di poterlo fare. Questo è il punto centrale anche del Consiglio Comunale che noi faremo da qui a breve. Questa struttura è una struttura che può funzionare solo se ci sono le risorse umane. Allora, che cosa serve? Fare assunzioni e cercare di mettere queste strutture nelle condizioni di poter erogare servizi ai cittadini. Grazie Sindaco. Direttore, se sei d'accordo, visto che il Sindaco citava anche la carenza d'organico, abbiamo tra gli ospiti una sindacalista, Maria Caridi, che lavora peraltro in rianimazione, che è uno dei reparti più importanti di questo ospedale. Se sei d'accordo possiamo ascoltare la sua voce sulla situazione proprio del reparto. Assolutamente sì. Eccola la signora Caridi, lei... Perfetto, grazie. Lei è infermiera specializzata in rianimazione e mi occupo di anestesia. È una sindacalista della UIL. Sì. Allora, ritorniamo sempre con lo stesso discorso. Purtroppo è la verità. Noi abbiamo in reparto 12 posti letto, i medici si occupano anche di anestesia con gli infermieri. I 12 posti letto però dovrebbero essere giustamente quantificati anche come unità medici. Medici ne abbiamo 7,5 diciamo in attivo. È impossibile
è impossibile. Stanno lavorando i medici, perché noi infermieri stiamo lavorando insieme a loro, cerchiamo di dare una mano, cerchiamo di essere pure in due in servizio per aiutare un pochino, però il medico è importante, insomma, è il principale professionista, diciamo, della cura del paziente. Se si blocca l'anestesia e la rianimazione, si blocca l'ospedale di Polistena, si chiude, perché si chiudono i reparti delle chirurgie. Noi abbiamo l'ortopedia, abbiamo la chirurgia, abbiamo l'ostetricia, la ginecologia, il punto nascite. Dove il rianimatore e l'anestesista è importante. Sì, dovrebbe esserci 24 ore su 24, c'è 24 ore, però con molti sacrifici da parte dei medici. Io sono qui a dire che effettivamente dobbiamo muoverci, cioè noi come sindacato abbiamo fatto più volte richieste anche per ascoltarci, abbiamo fatto delle proposte ma ancora non abbiamo avuto nessun sentore. Non so, che si mettano una mano sulla coscienza, perché possiamo diventare tutti utenti. Non è solamente, io parlo da una che li vede le cose, però penso ogni volta che arriva un'ambulanza, codice rosso, posso pensare che ci sia pure mio figlio là dentro. E se non c'è l'anestesista, o come succede, come è successo, manca l'anestesista, che facciamo? Quindi che si mettano una mano veramente sulla coscienza e facciano le cose che devono fare. La testimonianza della sindacalista Caridi mi pare veramente significativa, direttore. Tra poco sentiremo anche... Voglio fare una domanda alla sindacalista. Prego, sì. Ma credo che anche gli operatori sanitari, medici, infermieri, OS, cioè debbano in qualche modo unirsi al grido d'allarme che prima faceva il sindaco di Polistena, perché loro vivono l'ospedale 24 ore al giorno, sanno quali sono le carenze e dove bisogna intervenire per invertire la rotta, perché ha ragione, se va via questo reparto di anestesia, se va via questo reparto il reparto che soffre di più di rianimazione, cioè che senso ha l'ospedale? Il direttore dal studio le rivolge una domanda molto, molto chiara. Voi come operatori, come medici, come paramedici, quindi che vivete ogni giorno queste questioni, potreste fare ancora maggiore rete, cioè unirvi per esempio alle battaglie che fa il sindaco e quindi insomma essere anche voi naturalmente in prima fila? Io sono la prima e sono un portavoce. Non mi ha delegato nessuno, però penso che siano delle cose che bisogna che si sappiano, perché se non li sa nessuno, sappiamo per sentito dire, sappiamo che ci sono pochi medici, non è così, veramente rischiamo la vita. Noi utenti, perché cioè io sono qua come una persona comune, cioè lavoro e quindi conosco la realtà, ma effettivamente sì, possiamo fare rete, assolutamente sì, io penso che la maggior parte dei medici sono d'accordo e noi infermieri tutti siamo d'accordo a fare rete, a fare delle cose, insomma fare qualcosa, perché ci dobbiamo muovere. Insomma, l'assunzione di responsabilità, direttore, è evidente, quindi non c'è nessun tipo di arretramento, anzi si vuole fare di più rispetto a quanto è stato fatto fino ad oggi o fino a ieri. Se tu mi consenti, io ascolterei anche altri cittadini, sono venuti qui in postazione. Assolutamente e li ringraziamo naturalmente per questa presenza. Poi sentiremo Don Pino De Masi, perché come associazione, come Libera, ma anche come parroco di questa città ha veramente fatto delle cose molto, molto interessanti, il sindacalista Micheli che è stato con noi anche nel lancio durante il telegiornale. Quindi in qualche modo creo qualche problema al regista, ma proprio per tentare di trovare e di registrare altre idee e altre testimonianze. Lei come si chiama, signora? Mi chiamo Manuela Multeri e siamo qui innanzitutto come mamme, come donne. Anche io mi sento di fare queste battaglie, siamo veramente da anni vicino anche all'amministrazione che sta lottando con i denti
per fare in modo che non si chiuda e che si potenzi, anzi che migliorino le cose. Io ho avuto anche le bambine ricoverate qui tempo fa per problemi anche un po' seri e ho visto come lavorano, veramente con sacrifici, anche se non c'era personale, ma con molta attenzione verso le piccole pazienti. Io sto parlando di pediatria, che comunque è un fiore all'occhiello perché è riconosciuto, insomma, come un reparto che funziona molto bene. E quindi ha ragione la signora, la sindacalista, la Caridi, che chi di competenza si deve veramente mettere la mano sulla coscienza, perché se dovesse chiudere questo ospedale, noi che cosa faremo? Noi come Polistena, ma anche tutto il bacino di utenza, insomma, che l'ospedale serve, perché serve tutti i paesi limitrofi, quindi veramente dovremmo unirci tutti, tutto il popolo di Polistena e anche tutti i paesi limitrofi, perché altrimenti ci troveremo veramente a morire per le strade, perché prima di raggiungere il primo posto possibile, soprattutto laddove ci sono urgenze, e lei sa meglio di me che i minuti sono proprio importanti, ecco, non ce la faremo. Quindi non si può, come si dice, risparmiare sulla sanità, che risparmino su altre cose, ma non sulla sanità assolutamente. Un senso civico molto chiaro, direttore, queste parole sono davvero sentite, quindi ho colto l'emozione nel tono della signora. Senti, credo che lo abbiate colto anche voi, anche da casa. Prego. Enzo, io voglio sapere da quelle persone che sono vicine a te se c'è fiducia in questo ospedale, perché anche di questo bisogna parlare. Ho qualche problema sull'audio. Ho detto Puoi ripetere, direttore, avevo problemi sull'audio. Mi senti adesso? Mi senti adesso? Sì. Ecco, magari puoi chiedere anche a loro se sì. c'è questo rapporto di fiducia per questo plesso sanitario. Perché anche questo è importante, questo è un passaggio centrale, fondamentale. I cittadini vivono questo rapporto con la sanità del comprensorio in maniera, come dire, quasi conflittuale, nel senso che hanno la possibilità di attingere a servizi che l'ospedale in qualche modo eroga, ma c'è questa fiducia, c'è un rapporto, come dire, che lega territorio a presidio ospedaliero, perché anche questo è un passaggio importante. Bene, rifaccio la domanda alla signora, poi lo chiedo anche alle altre cittadine che sono qui, anche ai cittadini. Per fortuna è nutrita anche la rappresentanza femminile, è davvero un bel segnale. Diceva il direttore da studio, voi percepite questo senso di fiducia che avete nella struttura, nel vostro presidio ospedaliero? Non è solo una questione di erogazione di servizio e quindi che voi pretendete sia di massima efficienza. C'è proprio un rapporto quasi fiduciario con gli operatori di questo ospedale. Certo, anche perché vi lavorano veramente professionisti del settore. Anche negli anni passati io mi ricordo che veramente era il fiore all'occhiello questo ospedale, e sono passati tantissimi medici molto, molto importanti, però niente, se andiamo avanti così collasserà tutto, quindi non solo chiediamo non solo che non si chiuda, ma che si potenzi, perché così facendo di qualche modo non funziona allo stesso bene. Ecco, ascoltiamo anche altre testimonianze. Signora, prego, chiedo scusa. Allora, dicevamo, c'è questo rapporto di fiducia ovviamente con l'ospedale di Polistena, è vostro patrimonio, è un vostro tesoro che va tutelato, proprio una questione anche di cultura civica. Sì, appunto, è un patrimonio che va tutelato con le unghie e con i denti. Io mi ritrovo qua, credo sia la 10ª volta che ogni volta che il sindaco, l'amministrazione tenta di come dire, suscitare quelli che sono gli animi, buonanimi di chi ci amministra e ci ha amministrato fino adesso, noi come cittadini, ecco, non voglio rappresentare niente e nessuno, anche se comunque lavoro con una cooperativa sociale, ma in questo momento voglio
lo sono una cittadina come tante altre che sono qui presenti. Siamo stanchi, abbiamo fiducia cieca in questi pochi medici che sono rimasti in tutti i reparti, cominciando dalla rianimazione, iniziando forse dal pronto soccorso, che diciamo che è un pronto soccorso che veramente, quando si dice che è allo sbando perché non ce la fanno più, perché poi ci sono errori, i medici giustamente sono uomini, non sono delle macchine, possono sbagliare, ci ritroviamo, come dicevo prima, l'ennesima volta qui a reclamare quello che è un diritto essenziale per bambini, per anziani, per giovani. Io ho paura di stare male perché non so sinceramente dove andare, quindi siamo arrivati, come dicevano chi mi ha preceduto, che chi ha soldi oggi si cura, va nella casa privata, prende la valigia e se ne va dal Lazio in su e si cura. Chi poveri sventurati, perché siamo una terra veramente di sventure, perché non c'è lavoro, non ci sono diritti, non c'è sanità che funziona, si deve accontentare di quello che c'è, della TAC che oggi funziona e un mese rimane purtroppo non funzionante perché è obsoleta, dai reparti che per un'ecografia dobbiamo attendere 8-9 mesi. Questa è la situazione annosa, siamo tutti stanchi e speriamo che prima o poi qualcuno, noi non ci stancheremo, siamo qua ogni volta che qualcuno magari più tenace, più costante di noi ci mette insieme per gridare l'ennesima volta: vogliamo il diritto alla nostra salute, vogliamo essere tutelati da quella Costituzione sacrosanta che prima di noi i nostri predecessori hanno veramente stampato e scritto con il sangue. Quindi siamo qua a non chiedere niente a nessuno se non il nostro diritto. Noi siamo accanto ai medici perché i medici che ci sono stanno resistendo, il dottore, il primario, ho sentito, della rianimazione è quasi in pensione, sta facendo turni in maniera forse neanche chi entra adesso può fare i turni massacranti che stanno facendo in questo reparto. Che dire, noi siamo con loro, stiamo facendo rete, loro sono con noi, ci devono essere altre persone che sono al comando, non passeremo solamente noi. Quindi cerchiamo di veramente di mettere non solo la mano sulla coscienza, ma forse le mani le dovremmo tenere nel posto giusto e non nel proprio portafoglio. Quindi niente, siamo dispiaciuti e rammaricati ad essere ancora qui per l'ennesima volta. Enzo? In effetti la signora dice è un diritto sacrosanto, non dobbiamo fare battaglie perché venga riconosciuto. Io tra poco, se tu sei d'accordo sempre direttore, prego. Enzo, dobbiamo fermarci un attimo perché c'è la fascia pubblicitaria, però voglio fare i complimenti a tutti questi interventi che ci hai sottoposto uno dietro l'altro, straordinari, puliti, eleganti, precisi, cioè segno evidente che i cittadini sono stanchi di sopportare situazioni come quelle che si vive adesso a Polistena, però non sono più per, come dire, per quelle iniziative alcune volte che scadono nel folclorico, sanno esattamente cosa serve, sanno esattamente quali sono i problemi, li conoscono, li vivono sulla propria pelle e pretendono risposte. Basta impegni, basta come dire, promesse, basta tavole di confronto, basta riunioni, basta tutto. È finita questa stagione. Adesso bisogna dare risposte perché questa gente ha bisogno di essere curata. Si rivolge nel presidio ospedaliero e deve ricevere le cure perché paga come tutti quanti gli altri cittadini di questo paese e non è giusto che in questa regione siamo costretti sempre a sopportare oppure a compiere sacrifici inumani. I telespettatori sanno, perché lo ripetiamo spesso, 55.000 calabresi ogni anno vanno oltre i confini della nostra regione per curarsi e adesso c'è una fetta di calabresi che non ha i soldi e rinuncia a curarsi e questo è inammissibile per un paese civile. Ci fermiamo alla pubblicità, tra un poco torniamo da Enzo. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.
Bene, eccoci tornati in diretta. Tra un po' voglio sentire anche... Ecco, c'è un ritorno in studio. Dopo aver sentito Enzo Romeo continuiamo a sentire la gente, adesso sentiremo anche Don Pino De Masi, poi nella parte conclusiva della trasmissione voglio sentire anche l'ex commissario della sanità in Calabria, Massimo Scura, proprio sul problema Polistena. Rimanete con noi, adesso andiamo da Enzo. Enzo, mi senti? Enzo, mi senti? C'è un problema, non riesco a collegarmi con Enzo. Enzo, io ti sento in bassa frequenza, tu mi senti? Sì, okay. Sì, ti sento, sì. Vai. Siamo di nuovo in onda qui da Polistena, proprio all'ingresso dell'ospedale, e naturalmente questa prima parte di trasmissione ha visto e ha registrato quello che è il pensiero della gente, del sindaco di Polistena, dei cittadini, del sindacato e anche degli operatori, perché abbiamo approfittato del doppio ruolo di Maria Caridi, di dipendente di questo ospedale e di sindacalista, per rappresentare il meglio possibile la situazione. È emerso chiaramente questa esigenza, cioè Polistena è un patrimonio della città e non solo della città, e in quanto tale va tutelato. Per chiarire meglio la situazione, talvolta, per quanto antipatici possano essere, i numeri vengono in soccorso, e di numeri parliamo ovviamente in modo breve con il sindacalista della UIL Firmo Micheli, che ha effettivamente un quadro molto preciso della situazione rispetto non solo a Polistena. Quindi nei tempi che abbiamo di questa diretta, ovviamente nei tempi molto risicati, cercheremo di fare un raffronto basandoci sui numeri. Allora, com'è la situazione? Intanto buongiorno direttore, grazie per l'occasione che ci offrite, ma io parto da quello che diceva il sindaco. Se qui la politica non fa un decreto straordinario per assumere il personale, la sanità in Calabria non migliorerà mai. Poi ancora di più la provincia di Reggio Calabria. Noi come UIL nel mese di aprile avevamo fatto uno studio sugli ospedali di Locri, Polistena, Melite e Gioia Tauro. Lo diceva il sindaco, Polistena, questo si riferisce ad aprile, Polistena adesso ha bisogno di 100 unità fra medici, infermieri e OS. Ancora di più grave è Locri. Io ho fatto uno studio sull'ospedale di Locri, per fare un esempio, dove al 19 di ottobre noi abbiamo 101 medici, 41 sono con la 104 e inidonei, su 234 infermieri 114 sono fra 104 e inidonei, su 48 OS noi ci troviamo con 10 come sopra, e su 16 tecnici fra centro trasfusionale e laboratorio 5 sono in quelle condizioni. Per poter far funzionare l'ospedale, non dimentichiamoci che l'ospedale di Polistena e l'ospedale di Locri sono due ospedali SPOC, quindi devono funzionare per ospedale SPOC. Noi abbiamo bisogno solo a Locri di 13 primari, perché ne abbiamo 4 su 16, 93 medici, 109 infermieri e 68 OS. Se no l'ospedale possono venire tutti i politici di questo mondo, non funzionerà mai. Facciamo l'esempio con i numeri. A Locri hanno chiuso l'ortopedia, quindi resta in piedi Polistena. Polistena dispone di 16 posti letto. La provincia di Reggio, l'ASP, prevede 70 posti letto. Gioia Tauro è chiuso, Melite è chiuso, Locri è chiuso. Può Polistena con 6 medici sopperire a una carenza così importante e soddisfare le esigenze dell'utenza? Lo dicevano la signora, con 16 posti letto. Lo stesso discorso per la chirurgia. Locri ha ridotto da 30 posti letto a 10, Polistena ne ha 18-20. Come fa Polistena a sopperire a tutta questa utenza che riveste? Noi siamo 150.000 sulla Locri e 160.000 sulla Tirrenica. Addirittura sia a Polistena che a Locri, 2 ospedali SPOC, ripeto, non funziona l'attacco.
C'è attrezzatura, lo diceva il sindaco in un articolo tempo fa, c'è un'attrezzatura obsoleta. Noi non abbiamo ecografi dell'ultimo grido, non c'è una risonanza magnetica. Allora, non ci venissero a prendere più in giro. Venerdì c'è stato un incontro fra il prefetto di Reggio Calabria e i sindaci della Ionica. Sono uscito fuori dicendo che entro il 20 di novembre Polistena avrà una nuova attacca. Vi do una notizia, non so se lo sapevate, sindaco. Il prefetto, e all'Ocri entro il 20 dicembre. Io mi auguro che veramente incominciano a fare qualcosa. Questa provincia di Reggio Calabria, sulla sanità, lo diceva una signora, noi abbiamo tutto il diritto alla salute. Non possiamo permetterci il lusso, anche perché siamo tartassati anche delle infrastrutture. Immaginatevi uno della Locri che deve prendere un treno, ma dove deve andare che non ci sono nemmeno treni? Quindi per prendere un treno deve venire a Rosarno, prendere un treno a Rosarno oppure andare alla Mezza per l'aereo. Abbiamo bisogno che qualcuno si svegli, il ministro, il nuovo ministro, a fare un decreto per assumere personale. E non è vero che i medici non vogliono venire. Io sono testimone che ci sono medici che lavorano a Cuneo, a Lamezia, a Firenze, che sono della Locride o della provincia di Reggio Calabria, che hanno fatto domanda di mobilità da 2 anni, ad oggi al 5 di novembre non hanno ricevuto nessuna risposta se sì o no. Quindi è una favola che va dicendo in giro che non vogliono venire i medici nei nostri ospedali. Noi dobbiamo mettere questi medici nelle condizioni di lavorare, assumendo i primari, perché oggi Polistena, grazie a Dio, ancora non hanno chiuso i reparti, ma che il personale continua ad andare in pensione. L'Ocri dal 2010 gli hanno chiuso 7 reparti. Quindi questa è la situazione drammatica della provincia di Reggio Calabria. Grazie a Firmo Micheli, che ha rappresentato proprio con le cifre la situazione ed è drammatica. Certo. Enzo, sì. Un'analisi straordinaria, agghiacciante. Mi puoi dare un attimo il microfono al sindacalista che abbiamo sentito adesso, perché ha in mano veramente la radiografia di quello che è il sistema della sanità nella Locride. Dato dei numeri che lasciano senza parole. Come si fa a immaginare che possa funzionare un ospedale con quei numeri? Parlava di 150, mi pare che fossero medici, il 40% con la 104, ma come si può immaginare che possano essere garantiti i servizi ai cittadini? Volevo chiedere ancora al sindacalista, siccome conosce benissimo la situazione che sta all'interno di questo sistema e ha detto bene, se non si assume non si possono garantire i servizi. Poi ha parlato di strumenti, di mezzi tecnici, di tecnologia avanzata, e questo è un altro dei problemi che assilla i nostri ospedali. Ecco, volevo chiedere a lui, facendo una radiografia proprio di tutte le strutture sanitarie pubbliche che gravitano nella Locride, quanto personale occorre per farle funzionare queste strutture? E dopo questa disamina perfetta della situazione, questa fotografia assolutamente puntuale, da studio il direttore Sabato chiede, a questo punto, considerando le cifre che evidenziano una situazione di inefficienza o comunque di difficoltà, quanto personale servirebbe perché si possa arrivare ad uno standard qualitativo accettabile? Intanto io chiederei a questi commissari, che dopo 8 mesi ancora non hanno mai convocato il sindacato, di fare un censimento di tutto il personale, in modo che noi possiamo partire dal personale che veramente c'è, avendo chiuso 7 ospedali dal 2010 e ammettiamo che il 40% sia andato in pensione, vogliamo sapere che fine ha fatto l'altro personale, perché possiamo scoprire che sono medici che lavorano negli uffici, per esempio. Quindi se non si fa un censimento del personale non si può fare un discorso. Ciò nonostante, l'ho detto prima, io mi soffermo sui 2 ospedali SPOC. L'ospedale di Polistena, per poter incominciare a funzionare e dare risposte concrete a tutta la piana, devono assumere 100 persone, lo diceva il sindaco all'inizio. L'ospedale di Locri, siccome è ancora di più martoriato,
ripeto, ci sono 101 medici, ha bisogno di 13 primari, 93 medici, 109 infermieri e 78 OS. Se no possiamo stare qui fino a domani mattina, direttore. Non si va da nessuna parte, perché non possiamo accettare che in una zona come la Locrede ci siano solo 2 radiologi e poi si cerca di mandare tutto a Polistano dove i medici sono ancora carenti. Non si può accettare che un ragazzo che si rompe tibia e pero ne vada ricoverato a Potenza perché non sono posti letti di ortopedia. Lo diceva la signora, non possiamo più accettare questo stato di cose, che la politica si svegli veramente, che il ministro Speranza faccia un decreto solo e esclusivamente sulle assunzioni. Direttore, siccome siamo nella parte finale, credo, vero, di questa diretta? Sì. No, chiedi per cortesia, se ho sentito bene, ha parlato di medici con la 104, mi pare, no? Se ho sentito bene, può riconfermare? Sì, lei parlava di medici con la 104, diceva il direttore, si è confermato il dato. Che ci sono fra i 41 medici dell'ospedale di Locri, fra i 104 è visita medica per inidoneità, significa che non possono fare la notte, che non possono sollevare pesi pesanti e via dicendo, che non possono, quindi non rientrano nella turnazione di H24. Così 114 infermieri professionali, immaginiamo su 234 114 sono in quelle condizioni, il peso resta su 120 persone che non possono portare, tenendo presente che Polistena ha 180 posti letto col nuovo atto aziendale, Locri 257, ma per fare questo, per aprire tutti questi posti letto, e caro direttore le do una notizia, noi abbiamo un'oncologia dove ci sono 5 posti letti che sono chiusi, facciamo solo attività ambulatoriale, in una zona sia tirrenica che ionica dove i posti di oncologia servirebbero come il pane, purtroppo sono chiusi. Quindi questa è la situazione drammatica dei 2 ospedali di SPOC di Polistena e di Locri. Direttore, dunque, questa parte finale darei un attimo la voce ad un giovane, Francesco, che è uno che sta seguendo, è un giovane polistenese che sta seguendo questa vicenda, questa situazione, ed è importante che ci siano i giovani. E poi chiuderei, se sei d'accordo, con Don Pino De Masi e con il sindaco. Possiamo procedere così? Comunicazione di servizio in diretta. Vai tranquillo, vai. Francesco, prego. Allora, tu sei di Polistena, sei un giovane universitario? Esatto. E stai seguendo questa vicenda. Cosa studi? Io studio filosofia e storia, sto seguendo... Serve spesso la filosofia per superare certe situazioni? Basta leggere e informarsi. Io seguo questa situazione come qualsiasi altra che riguarda il mio territorio, per un semplice principio, ovvero che se le cose non si seguono di sicuro da sole non si possono realizzare. Abbiamo la fortuna di avere delle istituzioni a Polistena che ci guidano e che ci sensibilizzano. La società civile c'è, ci siamo anche noi giovani, perché su un tema come questo, che è un tema che è un principio democratico, se non è la salute è un principio democratico, tra l'altro sul quale si basa la nostra democrazia, che cosa è quali sono i principi per i quali andare avanti. E la situazione qui l'hanno già detta, l'unica cosa che vorrei aggiungere, senza ripetere quello che è stato già detto importantissimo, è che questa situazione qui nel sud non fa nient'altro che aumentare quel grave dramma che è lo spopolamento di queste terre. Se anche la sanità è un punto che non è precario, debole, anzi è pronto a fallire, come numeri alla mano hanno già dimostrato chi era a conoscenza più di me, non dov'è il futuro, dov'è il domani per noi ragazzi, e dobbiamo avere paura non solo di andare a trovare lavoro, di essere utili a questa terra, ma anche avere paura di star male. Mi pare che il realismo di Francesco sia comunque anche un elemento di speranza, almeno noi che abbiamo i capelli bianchi abbiamo in qualche modo anche la necessità di esaltare queste espressioni, questi ragionamenti e queste idee che sono quelle dei giovani, al di là veramente di ogni retorica. A proposito di giovani, a proposito di impegno sul territorio, vorrei Don Pino De Masi, che è un'autorità morale, essendo parroco
sindaco di Polistena, ma soprattutto è un uomo da sempre impegnato in progetti importanti, è uno dei massimi dirigenti di Libera, ma ha creato sempre rete di associazioni, reti di cittadini per sottolineare l'esistenza di problemi e ovviamente lavorare per il superamento degli stessi. Don Pino, la situazione oggi è veramente difficile e un prete si trova per la sua missione, ma anche per senso civico, a dover registrare più volte, quotidianamente, testimonianze drammatiche. Sì, io partirei col dire che la salute, il termine salute nella sua accezione non è altro che il benessere globale dell'individuo e della comunità. Per cui la salute è uno dei principi fondamentali della comunità stessa, non è una merce e non è un optional. Tanti comparti e tante istituzioni devono provvedere alla salute, al benessere dei cittadini. Uno di questi, che è fondamentale, è il comparto sanità. Il comparto sanità che deve provvedere al benessere degli ammalati, cioè di quelle persone che hanno meno salute, che stanno meno bene. Allora essere qui per difendere un ospedale non è un optional per noi, è una questione così magari di pennacchio, dice Polistena lavora all'ospedale, ma diventa uno dei motivi importanti delle nostre lotte, perché quelle persone che hanno meno benessere non vanno considerati come scarti, ma invece vanno aiutati a raggiungere un livello ottimale di benessere. Allora un ospedale che manca di personale, che è affidato alla buona volontà di alcuni medici che con tanti sacrifici e con turni spesso impossibili lo fanno andare avanti, è una situazione questa che noi non possiamo accettare, non possiamo accettarla moralmente, ma non possiamo neanche accettarla dal punto di vista costituzionale. Quindi è illegale costituzionalmente. Allora il comparto sanità, la politica che si interessa della sanità deve partire da qui, cioè la sanità non può ragionare in termini di profitto, non può ragionare in termini di merce, ma deve ragionare, secondo la logica della Costituzione, in termini di persona. Queste persone che hanno meno benessere, che hanno meno salute, devono essere messe in condizione di poter vivere e di poter vivere con un certo benessere. Ecco perché siamo qui a fare questa battaglia per l'ospedale, che non va interpretata in altro modo, nel modo più assoluto. Quando non difendiamo una struttura per dire abbiamo l'ospedale, ma difendiamo i cittadini, le persone che non hanno salute e che hanno il diritto ad essere curati nella loro terra. E allora una politica che guarda invece al profitto, che guarda invece solo al discorso economico, che è anche da guardare, ma io credo che, ecco, questo lungo lasso di tempo di commissariamento e di commissariamento del commissariamento non può essere nel modo più assolutamente accettato. Intanto perché la corruzione andava colpita a tempo debito, e se oggi bisogna colpirla, questo non va a discapito della salute dei cittadini. Non solo un discorso, dice prima risaniamo economicamente e poi facciamo funzionare la sanità. No, sono due cose che vanno di pari passo, per cui noi non possiamo nel modo più accettare che nel nome di risorse economiche che non ci sono, i cittadini che stanno poco bene vengano considerati scarto. Noi sono tutte persone e in nome della Costituzione e in nome di un'etica pubblica vanno tutelati. Ecco perché siamo qui, ecco perché diciamo l'ospedale di Polistena va potenziato nel modo più assoluto, a partire sia dal personale che è assolutamente mancante e sia anche dalle strutture, perché c'è l'altro discorso, noi non possiamo continuare con i treni della speranza, che poi anche dal punto di vista economico diventano un boomerang, perché anziché lasciare risorse economiche nel nostro territorio le diamo al nord e ad altre parti del paese.
La Chiesa ha proposto spesso delle idee, avete fatto, formalizzato proprio degli interventi che erano realizzabili. Certo, qui ma d'altra parte non si sta chiedendo niente, qua stiamo ragionando nei vecchi termini, dove i diritti vengono scambiati per favori. Qua non stiamo chiedendo il favore a nessuno. La salute è un diritto del cittadino. Lo Stato deve tutelare nel modo più assoluto il diritto del cittadino alla salute. E allora noi ci mettiamo in rete, tutti lavoriamo, perché non creiamo barricate con nessuno, ma al centro, fin quando al centro non mettiamo la persona e il suo benessere, il suo benestare, non andiamo da nessuna parte. Enzo? Che ci raggiungesse anche il sindaco in postazione. Enzo, dobbiamo chiudere. Prego, sì, direttore. Tra 3 minuti dobbiamo chiudere. Sì, una battuta con il sindaco. Sì, siamo proprio in chiusura, ringraziamo Don Pino e ringraziamo tutti e ringraziamo il direttore della Polizia Municipale che ci ha consentito davvero di lavorare con serenità e tranquillità. Sindaco, venerdì questo Consiglio Comunale aperto, cosa spera di ottenere? Quali indicazioni darete, ma soprattutto in termini concreti? Chiederete che si faccia presto? Ma chiederemo subito, qualora non ci sarà la possibilità di avere i commissari, di essere ricevuti in delegazione per comprendere o far comprendere o viceversa far arrivare pure qui i commissari affinché si rendano conto della situazione. La situazione è una situazione che ormai non è più gestibile. Ci sono, dico solo un dato, un reparto come la ginecologia e l'ostetricia che con gli stessi organici di 3 anni fa raccoglie i parti di strutture che erano private, sono state chiuse nel territorio ed è passata praticamente da 800 parti l'anno a 1300 parti l'anno. Il pronto soccorso di uno SPOC che dovrebbe avere 20.000 accessi l'anno come linee guida nazionali ha invece all'ospedale di Polistena 32.000 accessi. Una parte di utenza su Polistena si riversa sia dall'area della Locride sia dall'area del Vibonese, quindi non solo bacino d'utenza della piana di Gioia Tauro. È una situazione che non può durare, perché poi alla fine chi porta la croce sono quei medici che vengono molto spesso additati come incompetenti, ma non si capisce che effettivamente vivono un disagio. Noi la pediatria la stiamo portando avanti, sapete come? Perché non ci sono i pediatri, ma l'ASP ha fatto una convenzione con una cooperativa esterna che dà la possibilità ai medici del territorio della stessa azienda, quindi sono dipendenti della stessa azienda, a lavorare nel reparto di pediatria. E questo dopo che abbiamo fatto una battaglia con un sit-in pubblicamente qui davanti e abbiamo fatto levare, diciamo, la nostra voce. Allora, un diritto, come è stato detto, non può diventare un'altra cosa. Nel nostro Paese c'è l'articolo 32 della Costituzione che parla di diritto alla salute garantito da Bolzano a Pantelleria, che dovrebbe essere per tutti lo stesso e invece non lo è. Siamo stanchi di questa situazione e chiediamo, visto che sono stati fatti anche decreti speciali per la Calabria che non hanno prodotto niente, anzi probabilmente hanno peggiorato la situazione, chiediamo un'inversione di rotta e non ci sta nemmeno bene più questo scaricabarile tra commissario e presidente della regione, perché questo gioco che viene sempre sventolato è un gioco a ribasso che alla fine è stato pagato solo dalle persone e soprattutto dai più deboli, perché i più deboli, quindi economicamente anche più poveri, non hanno i soldi per potersi garantire la sanità privata, addirittura per potersi garantire un viaggio della speranza. Quindi chiediamo che questi diritti, che queste strutture vengano messe nelle condizioni di poter erogare diritti alla popolazione che ci spettano e quindi non elemosiniamo a nessuno. Grazie al Sindaco, grazie a tutti coloro che hanno consentito questa trasmissione, ai colleghi della regia. Direttore. Enzo, io ringrazio le persone che sono venute lì a testimoniare il disagio che si vive per una sanità che meriterebbe di essere migliorata, irrobustita nelle sue componenti, come dire, messa nelle condizioni di poter dare risposte concrete ai cittadini.
Diceva il sindaco, i viaggi della speranza, lo ripeteva anche Tommasi. Il problema è che cominciano a scarseggiare i quattrini e la cosa più brutta, terribile per una società civile è venire a conoscenza del fatto che alcuni nostri corregionali, pur avendone bisogno, rinunciano alle cure perché non hanno i soldi. Io ti ringrazio per l'ottimo lavoro svolto, naturalmente un grazie al nostro Mario Scarpelli, grazie ai colleghi che hanno curato tecnicamente il collegamento da qui. Massimiliano Rocchetti, grazie, noi naturalmente andiamo avanti, salutiamo Enzo Romeo da Polistena. Io avevo preannunciato prima della chiusura un flash sulla situazione di Polistena e pregherei la regia di mettermi in contatto telefonico, se ci riusciamo, con l'ex commissario della sanità della Calabria. No, facciamolo adesso, Massimo Scura. Appena l'abbiamo in linea, per cortesia, vorrei chiudere con lui questo collegamento. La regia mi dà contezza quando abbiamo stabilito il contatto. Certo, stiamo raccontando e continueremo a farlo questa difficoltà, questi problemi che si vivono nei territori, perché la sanità è un punto molto sensibile e attenzionato dai cittadini. Siamo partiti dall'ospedale di Acri, siamo andati all'ospedale di Cetraro, adesso Polistena. Martedì prossimo saremo in diretta dall'ospedale di Rossano, poi avremo la Mezia e avremo altre zone. Allora, dottor Scura, buonasera. Lei ha gestito la sanità in questa nostra regione, adesso non è più il commissario. Oggi noi ci siamo occupati di Polistena e un po' degli ospedali della Piana. Abbiamo sentito dalla voce dei cittadini, ma anche dal racconto fatto di numeri, di cifre che sono agghiaccianti, di un sindacalista della UIL che ha raccolto proprio una serie di dati che restituiscono un'istantanea non proprio lusinghiera per noi calabresi. Ecco, lei conosce bene questa situazione della Locride, più volte è andato lì, se la memoria non mi inganna, vero? Certo. E come si risolve? Parli più forte perché la sento pochissimo. Adesso mi sente? Un po' meglio. Allora, dicevo, come si può risolvere? Un sindacalista diceva la prima cosa da fare è assumere, se non si assume non migliorerà il livello di rapporto. Scusi, chi è questo sindacalista? È un sindacalista della UIL, che adesso mi sfugge il nome, che abbiamo avuto in diretta pochi istanti fa. Va bene. Allora, è chiaro che la prima cosa da fare probabilmente, come dice il sindacalista, è assumere. Nell'ASP di Reggio Calabria sono state autorizzate centinaia e centinaia di assunzioni da me. L'ultimo decreto in materia è il decreto 154 del luglio 2018 per l'assunzione in tutta la Calabria di 1366 assunti. Nella provincia di Reggio Calabria erano circa 300 assunzioni. L'ultimo, questo è l'ultimo. Ho i dati di Locri, ma quelli di Polistena più o meno sono gli stessi, nella quale si dimostra che a fronte di 11 autorizzazioni per la nomina di primari non è stato realizzato neanche uno, o uno o due forse. Per l'assunzione di 51 medici ne sono stati assunti 12 e lo stesso discorso vale per gli OSE e gli infermieri, circa 154 gli uni e 144 gli altri, ne sono stati assunti un centinaio, 90, 100. Questo vale per l'Ocri, ma la proporzione è la stessa anche per Polistena. Ora c'è anche da dire questo, che oltre ai medici eccetera, l'ASP di Reggio Calabria non può funzionare senza dirigenti amministrativi, ne mancano la bellezza di 8. Io ne avevo autorizzati
12, ne sono stati assunti 4, era stata fatta una delibera da me in qualità di soggetto attuatore per prenderne 5 dalla graduatoria di un concorso fatto all'ASP di Catanzaro molto selettiva. Appena me ne sono andato io è stata fatta una delibera di revoca di queste assunzioni. Morale: il primo problema della Calabria in generale, della sanità calabrese in particolare e ancora più in particolare della provincia di Reggio Calabria, non è di natura organizzativa. Quindi se da un lato è vero che manca il personale perché qualcuno non l'ha voluto assumere nonostante le mie autorizzazioni, il vero problema è di natura etica, perché la provincia, l'ASP di Reggio Calabria, come lei ben sa, è commissariata e a capo c'è un prefetto più con 2 collaboratori. Ora, con tutto il rispetto per i prefetti, non ho mai visto un prefetto ad un corso di specializzazione sanitaria o ad un corso di gestione di imprese, qualunque esse siano, sanitarie, manufatturiere o quant'altro. Quindi il vero primo problema dell'ASP di Reggio Calabria e quindi dell'ospedale di Polissena è l'assetto organizzativo generale che non può essere gestito da chi non ha le competenze opportune. Quanto poi al personale vale quello che le ho detto, cioè a fronte di autorizzazioni nel corso dei miei quasi 4 anni in Calabria, che ammontano complessivamente a circa 4.500 in tutta la Calabria e sicuramente un 700-800 nella provincia di Reggio Calabria, non ne sono state assunte neanche la metà, soprattutto come primari, come dirigenti amministrativi e come medici. Come può funzionare l'ospedale senza primari, senza infermieri, senza ostetriche? Questa è la domanda. Grazie dottor Scura, grazie per il suo contributo. Vi lascio con questo servizio che è una considerazione su alcune strutture sanitarie e calabresi fatte dal Sindacato Medici Italiani della Calabria. Vi lascio con questo pezzo. Lo speciale sanità torna martedì, sempre alla stessa ora. Arrivederci. Perfetto, sono sempre a sua disposizione, grazie. Grazie. Arrivederci. Arrivederci. C'è una data, il 30 aprile 2019, l'ex governo con un consiglio dei ministri straordinario nella città dello Stretto ha approvato il decreto Calabria, una iattura per la sanità calabrese. Il giudizio non è nostro ma del Sindacato Medici Italiani della Calabria, che in sostanza dice si stava meglio quando si stava peggio, sia prima del via libera al provvedimento poi convertito in legge. Oggi nel settore manca una governance e tutto è bloccato. Programmazione, acquisti, assunzioni. Le conseguenze il sindacato le elenca. Al 31 dicembre 2019 saranno mandati a casa circa 1000 tra medici, infermieri e operatori sociosanitari, personale che finora ha tenuto in piedi i reparti. Insomma, le piante organiche sono vuote, ma, denuncia il sindacato, il generale Cotticelli sostiene che ci sarebbero degli esuberi. La provincia di Cosenza, circa 700.000 abitanti, rappresenta la più grande azienda sanitaria della regione, con grandi difficoltà, a partire dagli ospedali di Praia Mare e Trebisacce, che si trovano in una sorta di limbo. Sono casa della salute o cos'altro. Nella zona ionica i centri di salute mentale sono senza medici. Infine un importante servizio salvavita, quale quello del 118, è a metà, nel senso che per i medici manca la stabilizzazione. Un labirinto in cui a perdere sono i calabresi bisognosi di cure. Lo SMI auspica l'adozione di modelli organizzativi più efficaci e soprattutto chiede con vigore alla politica di non influenzare più le scelte dei responsabili sul piano manageriale. La domanda è: a chi giova svuotare di professionalità e servizi i nostri ospedali?